La Regione penalizza e spiazza le imprese agroindustriali sarde, è quanto denuncia la Confindustria regionale, che in una nota sottolinea come questa tipologia di imprese sia stata esclusa dagli interventi per il rafforzamento della filiera della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nonostante le rassicurazioni e l'iniziale coinvolgimento in fase di predisposizione degli interventi a favore delle piccole e medie imprese del settore, con grande sconcerto, scrive la direzione regionale della Confindustria, la Regione ha escluso dalle agevolazioni proprio le imprese agroindustriali che svolgono un ruolo di punta all'interno della filiera e sono chiamate a dare un futuro di sviluppo ad un comparto a parole dichiarato strategico nella programmazione economica della Sardegna. Secondo l'Associazione degli Industriali, la delibera della Giunta regionale dell'11 maggio, tesa a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese tramite i consorzi FIDI con uno stanziamento di 7 milioni di euro, non consente alle imprese non agricole di beneficiare delle misure previste. Per la Confindustria Sardegna tale esclusione costituisce un elemento discriminante nei confronti delle imprese agroindustriali sarde. Con questa esclusione, continua la nota, si limita al rafforzamento della competitività e delle potenzialità di crescita locale ed internazionale del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ma anche della filiera lattiero-casearia in particolare. Così come irrilevanti risultano i generici auspici, continua la nota, contenuti nella delibera di ricomprendere le imprese industriali entro il 2017. La Confindustria Sardegna ha chiesto alla Giunta di intervenire immediatamente per correggere un provvedimento definito iniquo. In attesa di novità, la Confindustria ha notificato la sospensione della propria partecipazione al tavolo per la costituzione di un'organizzazione interprofessionale sulla filiera del latte ovino caprino.